Bene, penso possiamo iniziare. Buona serata a tutti, benvenuti a questo primo appuntamento della 16ª settimana sociale della diocesi di Vittorio Veneto. Quest'anno il tema è quello della partecipazione politica in nome del popolo quale popolo. Sono due gli avvenimenti che ci hanno fatto propendere per questa scelta quest'anno. Da un lato il centenario dell'appello ai liberi e forti con cui Don Luigi Sturzo dava inizio al Partito Popolare Italiano nel gennaio del 1919, ne abbiamo celebrato poco fa il centenario, e l'altro appuntamento è quello delle elezioni politiche europee che vivremo il 26 maggio, un'occasione per esercitare la democrazia, un'occasione per sentirci parte di un popolo che sceglie il suo futuro e riconosce il futuro del Paese dentro il contesto dell'Europa in cui siamo inseriti. Mi piace questa sera vedere anche una presenza nutrita di giovani, forse per la prima volta dopo tanto tempo alle settimane sociali diocesane, e segno che insomma un po' di lavoro si sta facendo e soprattutto che c'è buona volontà da parte dei giovani, interesse nel approfondire anche questi temi. La settimana sociale diocesana non è mai soltanto qualche cosa di nicchia, è sempre un evento appunto diocesano coinvolgendo diverse realtà, non soltanto la pastorale sociale che rappresento, ma anche il movimento dei focolari, questa sera rappresentato da Katia qui al mio fianco che poi si presenterà brevemente, dalle ACLI, dal settimanale diocesano L'Azione e dall'Azione Cattolica Italiana nella diocesi di Vittorio Veneto e anche da un paio d'anni l'Istituto Beato Toniolo Le Vie dei Santi. Questi anni sta crescendo un po' la collaborazione, segno anche del nostro desiderio di sentirci parte di una Chiesa che insieme sente importanti questi temi e desidera approfondirli. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale di Fontanelle che ci ospita e invito subito il sindaco Ezio Dan a dare il suo saluto. Deformazione professionale. Nessun problema. Buonasera a tutti, soprattutto ai grandi ospiti che si sono permessi così di prendere libera questa sera per seguire veramente un tema fondamentale. Porto i saluti dell'amministrazione comunale e sono veramente orgoglioso di avervi tutti qua. Sua Eminenza, grazie anche della sua partecipazione che fa veramente onore, soprattutto a Fontanelle. Io credo che questa serata sia veramente importante e non vorrei dilungarmi tantissimo perché credo che i relatori siano veramente quotati per darci veramente una grande svolta anche alle nostre tematiche che abbiamo inteso questa sera. So che c'è veramente dei percorsi molto importanti in questo periodo, soprattutto di lunedì, e vi ringrazio della vostra partecipazione e un saluto a tutti per un buon ascolto. Grazie. Dicevo poco fa, la settimana sociale è un evento sempre più diocesano e ringrazio anche il Vescovo del sostegno che ci sta dando in questi anni approfondendo insieme questi temi. Inviterei proprio Sua Eccellenza Monsignor Corrado a darci il suo saluto. Buonasera a tutti. Vedo con piacere un numero molto alto di persone, vedo anche 3 nostre sorelle brave, grazie che siete qui, grazie a tutti voi, grazie al Sindaco che ci hanno ospitato in questo bell'ambiente, magari in un ambiente più grande ci saremmo stati più agevolmente, ma ci saremmo persi, invece un ambiente più piccolino l'abbiamo riempito tutti, ci dà soddisfazione. In nome del popolo. Credo di non aver mai sentito nominare il popolo tanto come in questi mesi dai nostri governanti, i quali si rifanno continuamente al popolo con uno slancio che da un lato colpisce, dall'altro fa nascere qualche punto di domanda. In ogni modo, credo che questi giorni siano opportuni queste riflessioni nel nome del popolo. Ma quale popolo? Ricordiamo che popolo in greco si dice demos, anche in altri modi, ma demos, da cui democrazia, ma anche demagogia. Dipende da quale popolo e da come tu interpreti il popolo.
Da popolo viene la parola popolare, da popolo viene la parola populista, e non sono la stessa cosa evidentemente. Ecco, io credo che capire dove sta la differenza e perché c'è questa differenza e che cosa nasce da questa differenza, che conseguenze ha, credo che sia un servizio grande che la nostra ufficio di pastorale sociale svolge, fa. Quindi ringrazio davvero Don Andrea e a nome suo tutto il gruppo che ha pensato e riflettuto, il gruppo a cui fa parte tutte le altre realtà, l'Azione, l'Azione Cattolica, i Focolarini, non so, ci sono anche altre realtà, Don Andrea, sono queste 4 mi pare, no? Le ACLI. Le ACLI, sono i soggetti, sì, anche le ACLI, giusto, sono i soggetti che animano da molti anni. Questa è che numero è? 16ª settimana. La 16ª settimana, e proprio i giorni scorsi un giornalista mi ha chiesto di fare una serie di domande, un'intervista molto lunga e anche mi ha costato parecchia fatica, anche se poi non so quanti l'abbiano letta, sulle settimane sociali, e guardando tutto l'elenco delle settimane sociali è interessante le insistenze, la prima cosa che torna è la democrazia, mi ha molto colpito questa roba qui, poi il bene comune. E poi altri temi, cioè guardando, forse non c'era un disegno preordinato, però di fatto si è toccato in queste settimane il cuore e gli argomenti centrali e fondamentali del nostro vivere comune, sociale, alla ricerca, con tematiche che stimolano e provocano i credenti a porsi in termini attivi, non solo passivi, costruttivi, non solo di lamento nei confronti della società in cui stiamo vivendo. Grazie e buon ascolto a tutti. Come scrivevamo nel numero dell'Azione di questa settimana, l'obiettivo di questa settimana sociale è quello di recuperare il lessico dei valori nella politica, la grammatica del dialogo, la logica del ragionamento, che sembrano oggi le maggiori priorità che come cristiani possiamo promuovere perché l'esercizio di una cittadinanza attiva renda più virtuosa la politica tutta. Questa sera cominciamo con il professor Andrea Altinier che ci aiuterà ad entrare un po' nel tema influencers and fake news e in particolare nel rapporto tra verità e parola. Ma non indugio oltre, lascio a Katia la presentazione del nostro ospite. Buon ascolto a tutti. Buonasera a tutti. Non è una buona sera, Ormai l'avete capito tutti. No, va bene. Sì, niente, volevo appunto anch'io dire buonasera a tutti, che si è capito un po' in sordina. Un grazie appunto a chi ci ospita, al dottor Andrea Altinier che ci fa l'onore appunto di essere con noi questa sera. E volevo ringraziare anch'io voi tutti, che vedo numerosi. So che appunto è sempre anche un po' difficile a volte muoversi dopo una giornata di lavoro o una giornata passata a casa appunto a lavorare, e quindi vi ringrazio per essere presenti. Probabilmente, anzi sono sicura che anche voi siete quindi mossi dall'amore per la verità, per il bene comune, per la politica intesa con la P maiuscola, politica messa appunto al servizio del popolo. Don Andrea ha già appunto un po' introdotto quella che è questa 16ª settimana sociale. Questa è la prima serata, le prossime serate sono quelle del 21 febbraio a Conegliano, il 22 a Vittorio Veneto e il 24 a Motta di Livenza, dopodiché ci sarà anche una serata con i giovani a Oderzo. Passo adesso a presentare appunto il dottor Andrea Altinier. Dico questo appunto come aspetto personale, dico che è nato qui vicino a noi, abita a San Polo di Piave, ha 38 anni, è sposato, è laureato in Scienze della Comunicazione, una materia che mira a rendere efficace e immediatamente comprensibile qualsiasi messaggio istituzionale, politico e commerciale. La sua attività principale, tra le attività principali, si occupa di consulenza nell'ambito della comunicazione, anche politica, ed è un esperto di giornalismo online. Attualmente lavora presso la società ADN Kronos Nord-Est di Padova,
che è un'agenzia di comunicazione e informazione. È docente di comunicazione pubblica e aziendale all'Istituto Universitario Salesiano di Venezia e Verona, che ha sede a Mestre, e un istituto aggregato alla Pontificia Università Salesiana in Roma. Poi collabora anche con YouTrend, che è un portale italiano che racconta le tendenze del nostro tempo, le elezioni, i sondaggi, la politica in numeri, e analizza dati, poi anche copre in diretta eventi di rilievo in ambito politico-elettorale. Ha maturato la sua esperienza lavorando presso la SVG, che è una società fondata a Trieste negli anni '80, che oggi conta una cinquantina di persone su Trieste, Roma e Milano, e che progetta ricerche di mercato, di opinione istituzionali. Analizza e integra i trend e le dinamiche di mercato e di politica. Il dottor Altinieri è anche tra i fondatori e curatori della rivista digitale www.postpoll.it, una rivista di analisi e discussione della comunicazione pubblica e politica. Ha seguito in passato come spin doctor, quindi come esperto di comunicazione, diverse campagne elettorali locali e infine ha scritto 2 libri con Francesco Pira dal titolo Comunicazione pubblica ed impresa e Giornalismi, la difficile convivenza con fake news e misinformation. Detto questo, passerei adesso a lui la parola. L'argomento appunto di questa sera è influencer e fake news, formazione e manipolazione della coscienza del popolo. Lascerei adesso la parola a lei. Io vi ringrazio dell'invito e aggiungo il mio curriculum che ho fatto il liceo Albrandolini, ho fatto parte della CR, insegno lo IUSME, quindi ho la patente per stare qui dentro. E confesso che sono emozionato perché tra le prime file c'è anche il mio preside del liceo e mi fa davvero piacere, anche se devo dire il fatto che io studiassi al liceo a tratti era una fake news, quindi comunque però mi ha sopportato. Chiedo scusa se darò le spalle a qualcuno, ma il tavolo mi mette un po' di soggezione perché si fa troppo cattedratica e allora preferirei appoggiarmi qui perché diventi una chiacchierata in realtà, perché poi un argomento come quello delle fake news è sicuramente recente, nessuno ha la verità in mano. E quindi stasera ci sforzeremo di dargli alcuni contorni, di dargli degli elementi chiavi su cui ragionare e degli strumenti per analizzare questo fenomeno che in alcuni tratti è un uragano. Partiamo dal tema che è abbastanza semplice, facendo un passo indietro. Distinguiamo intanto tra sovranismo e populismo, insomma, senza poi fare una discussione filosofica e politica perché ci sono poi nella piattaforma, nel calendario degli ospiti più autorevoli, ma è giusto per segnare un confine, un perimetro da cui partire. Il populismo è quel tipo di accezione che si riferisce alla politica che ci dice che i politici parlano alla pancia della gente, quindi parlano al popolo e alle cose che piacciono al popolo. Il sovranismo è un'altra teoria che sta nella difesa della propria sovranità, quindi dei confini dello Stato, dei beni dello Stato, in parte anche della comunità. Cosa c'entrano le fake news con sovranismo e populismo? Beh, probabilmente sono in parte un denominatore comune, o meglio uno strumento che il populismo può utilizzare, uno strumento che il sovranismo può utilizzare. Nessuno inventa niente però, perché? Perché di populismo sentivamo già parlare ai tempi di Perón. Il peronismo è stato uno dei primi esempi sicuramente di populismo, quindi non c'è niente che si crea oggi. Come di sovranismo sicuramente non nasce nei nostri tempi. Le fake news, anche attenzione, non dobbiamo confondere la propaganda con le fake news. Le fake news sono delle notizie false, delle bufale nel linguaggio comune. Sono sempre esistite le fake news. C'è chi le fa risalire alle guerre tra Atene e Sparta e chi individua nel cavallo di Troia, ad esempio, una delle prime fake news con cui il popolo è stato ingannato. Per venire ai tempi nostri,
Perché non considerare ad esempio una fake news quelle che diceva che Mia Martini portava sfortuna o le accuse ad Enzo Tortora? Sono degli esempi abbastanza concreti che poi io riporto nel libro che ci permettono di dire che le fake news sono un elemento non del tutto nuovo del panorama. Sicuramente però, come ogni fenomeno, c'è un elemento scatenante. E quell'elemento scatenante sono i social network, quelli che sono uno strumento, una piattaforma di comunicazione che hanno fatto esplodere le fake news. E oggi il 60% degli italiani dice che è sempre connesso. Oggi il 52% degli italiani è caduto in una fake news. Il 22% dice io sono immune. Però questa è una falsa risposta, perché non è detto che tu lo sappia di essere caduto nella rete delle fake news, quindi questo 22% è abbastanza rilevante. E attenzione che social non fa rima con giovani, perché i più grandi diffusori di social di fake news, secondo una recente ricerca americana, sono gli anziani. E questo è un elemento abbastanza strano, ma che si spiega facilmente, perché probabilmente hanno cominciato ad accedere alle piattaforme social, sono incuriositi e le fake news hanno delle caratteristiche che sicuramente attirano l'attenzione. Non è vero però, io qui un po' perché ho quella passione per la politica, per la comunicazione politica, ma tendo anche a difendere questo mondo, è errato lo stereotipo secondo cui tutto quello che è sui social è falso, tutto quello che fanno i politici sui social sia falso. Sgombriamo subito il campo senza essere tifosi da una parte o dall'altra. Salvini non divulga fake news, questo deve essere chiaro. Sono uno dei principali analizzatori della comunicazione politica di Salvini. E attenzione, togliamoci dalla testa di essere lettori per un attimo. La comunicazione politica di Salvini oggi, dal punto di vista tecnico, come quando si analizza un giocatore di calcio che durante una partita, la comunicazione di Salvini per alcuni versi è ineccepibile. Smontiamo lo stereotipo secondo cui Salvini fa un sondaggio, sente gli italiani e poi decide cosa dire. Non è così. Questo significa banalizzare il suo modo di fare politica, con cui uno può essere d'accordo o meno. La capacità di Salvini è quella di costruire un'agenda della percezione. E certo, su questo sono d'accordo, contribuiscono anche le fake news. Mi spiego meglio. Lo sbarco dei migranti per mesi è stato al centro delle discussioni di tutti noi. Sembrava il maggior problema degli italiani. Se poi noi guardiamo i dati, in realtà non è cambiato così tanto rispetto all'anno precedente. E la capacità di Salvini è quella di mettere quel tema al centro. La capacità di Salvini è andare dai terremotati e mettere il terremoto al centro. La capacità di Salvini è di fare campagna elettorale e mettere la campagna elettorale al centro. La capacità di Salvini è andare a fare uno sgombro dai Casa Monica e mettere quell'elemento al centro. Quindi capite che è tutt'altro che guardare un sondaggio e dire cosa fare. Perché probabilmente nessuno di noi sapeva dei Casa Monica prima di Salvini. Quindi la sua capacità di comunicare la politica è enorme. Perché se bastasse fare il sondaggio per vincere, tutti noi potremmo candidarci a vincere una campagna elettorale. Perché ho sgombrato il campo? Perché è anche giusto dire le cose come stanno, se no saremo i primi a dire delle fake news. C'è un humus però, un clima culturale in cui le fake news ci sono ed esistono. Ed è questo probabilmente che favorisce poi l'affermarsi di determinate politiche. Abbiamo deciso, abbiamo cercato meglio di raggruppare le fake news all'interno di un esagono, non perché ci piacesse come particolare forma, ma per darne una caratteristica. La prima caratteristica sicuramente è la forza. Una fake news si caratterizza perché riesce a penetrare e
durante la giornata farci parlare di quella notizia. Faccio un esempio. Nell'insediamento del governo Gentiloni, il primo giorno la notizia più letta era che Gentiloni si insedia e la prima dichiarazione che fa è: io aumenterò le tasse agli italiani perché se lo meritano. Questa è la notizia che quel giorno, quindi in un momento di passaggio dal premierato di Renzi a quello di Gentiloni, ha avuto più click. Quella notizia era falsa. Quindi capite bene la forza che ha di penetrare nelle nostre discussioni. Poi naturalmente una fake news ha appeal. Cosa vuol dire appeal? Ci piace. Purtroppo oggi il 60% delle persone legge solo il titolo di un articolo e su questo le fake news giocano molto, perché fanno un titolo estremamente avvincente. Ad esempio, pensiamo a tutti quei titoli di quando è morto Riina con Boschi e Renzi al funerale di Riina. Se poi entravi nei siti che rimandavano a quell'articolo si parlava di tutt'altro. Alcuni parlavano di detersivi, altri parlavano di promozioni per la spesa, però il titolo naturalmente di quell'articolo faceva aumentare i click. Con l'aumento dei click quella notizia rimbalzava in testa alle posizioni di Google. La capacità purtroppo delle fake news è anche quella di attraversare diversi media, cioè parte sui social, può arrivare ai giornali, come nel caso di Gentiloni, e poi alle radio, poi alle televisioni. Capite che questo è un meccanismo che la fa diventare purtroppo totalizzante, perché va ad occupare tutti gli spazi che ci sono nella fruizione della notizia. Oggi gli italiani di norma si informano certamente sui siti, certamente sui social network, però i recenti sondaggi dicono che il 90% continua ad avere fiducia in quella cosa che si chiama televisione e telegiornali. Questo anche a confermare che non è vero che dopodomani chiuderanno tutti i giornali, che dopodomani chiuderanno le radio e esisteranno solo i social. Come ogni cambiamento, i social raggiungeranno una saturazione ed entreranno e saranno un'altra piattaforma a nostra disposizione. Io questo lo dico sempre ai miei studenti, perché oggi purtroppo per falsi stereotipi che si stanno formando di questi famosi influencer c'è la corsa a fare i social media manager. Ti dicono di fare il manager perché intanto ti senti di avere un ruolo, poi magari ti prendono a stage e ti pagano poco. Però il social media manager è semplicemente un profilo professionale che sa usare i social. E non è vero però che gli altri strumenti non servono. Io chiedo sempre ai miei studenti piuttosto chi legge un giornale alla mattina e le mani che si alzano sono davvero poche. Questo è un elemento che favorisce il populismo, il sovranismo, perché purtroppo i social non ti danno il filtro, non hanno il controllo delle fonti e se a una persona viene in mente di dire Andrea nel suo libro scrive delle cose false, usando epiteti meno eleganti di quelli che sto usando io, lo può serenamente fare. Sicuramente troverà poi qualcuno che condividerà quel contenuto. Per questo i social sono anche come un'onda. C'è un fenomeno che si definisce echo chamber, ovvero quando io vedo un commento sarò stimolato a commentare se quello che è scritto è simile al mio pensiero. Capite bene che si crea un effetto di risonanza che è estremamente pericoloso, perché manca la voce di contraddittorio, perché l'altro fenomeno è la spirale del silenzio. Se in una discussione semplicemente di 20 commenti io vedo che in quei 20 commenti più o meno tutti la pensano alla stessa maniera e condannano un episodio, non dirò mai la mia se non è aderente al mainstream, al pensiero dominante. Starò zitto. Non è come quando leggo un giornale ed elaboro e creo una mia opinione. Quando vedo dei commenti fatti da dei miei pari, ovvero della gente comune, faticherò a commentare quella notizia.
Questo è un elemento che fa delle fake news naturalmente, meglio dell'effetto delle fake news, un effetto onda, perché se la notizia è falsa viene condivisa, le persone commenteranno la notizia falsa e si crea la misinformation, che è esattamente una falsa informazione. Il passo successivo è la post-verità. La post-verità è un elemento dato per vero, attenzione che è parola dell'anno del 2017, un elemento dato per vero costruito su argomentazioni false. Questo però ha dato vita a fenomeni come la Brexit e come la vittoria di Trump. Se qui in Italia il fenomeno, a quanto sembra agli studi attuali, non ha avuto grossa penetrazione, nelle elezioni americane e nel referendum sulla Brexit ha avuto conseguenze ben più gravi. E basti pensare che la motivazione principale per il popolo inglese per abbandonare l'Europa era che i soldi che mettevano nell'Europa sarebbero finiti nella sanità e nello sconto delle polizze sanitarie. Una cosa completamente falsa. L'altro elemento era che quei soldi dati alla Brexit, o meglio, quei soldi dati all'Europa, si scontavano le tasse. Seconda notizia, che è la motivazione, il fattore scatenante che ha fatto votare l'uscita dall'Europa. Ecco, anche quella notizia era falsa. Perché? Perché fortunatamente una statista come Margaret Thatcher aveva deciso che l'Inghilterra pagava una quota che era sicuramente simile a quella degli altri paesi europei, ma non andava a gravare particolarmente sulle tasche degli inglesi. Quindi non è vero che oggi gli inglesi sono più ricchi, però hanno votato di uscire dall'Europa. Allo stesso tempo Trump ha fatto una campagna elettorale molto aggressiva nei confronti di Hillary Clinton e sicuramente l'attacco anche personale è stato evidente e pesante. La notizia che più è circolata era che Hillary Clinton finanziasse l'ISIS. La seconda notizia è che nello staff di Hillary Clinton ci fosse una lobby dei pedofili. Attenzione, questo che può sembrare un fenomeno marginale ha portato alla vicenda di Comit. Comit è un paesino del Texas. In una pizzeria un giorno sono parcheggiate delle volanti della polizia. In quella pizzeria c'era stata una riunione del comitato elettorale della Clinton qualche giorno prima perché aveva fatto un comizio. Sul profilo Twitter di un abitante del luogo compare la notizia secondo cui guardate che c'è la polizia perché sono andati ad arrestare il pizzaiolo di quella pizzeria perché ha ospitato lo staff della Clinton, soprattutto della lobby dei pedofili, ovvero quelle persone legate alla Clinton che venivano accusate di pedofilia. Un cittadino è uscito di casa, è andato a sparare al pizzaiolo e l'ha ucciso. E questa era una fake news. Quindi capite bene che siamo passati da una notizia falsa che ha portato a una conseguenza estremamente grave. E quando si parla poi di populismo, che è quello che solamente in parte fa Trump, non è detto, e io lo penso veramente, che debba avere solo un'accezione negativa. Bisogna fare però estrema attenzione a cosa si intende per populismo, perché la domanda che ci si deve fare è: chi è il popolo? Nella comunicazione politica, e dirò una formazione abbastanza forte, il popolo non esiste, l'opinione pubblica non esiste. E lo dice un grande studioso americano che era Lippmann. La politica, e torniamo in parte al concetto di Salvini non solo, è quella che sa costruire nelle persone, e io ho estremamente a cuore il concetto di persone, perché è dalle persone che bisognerebbe ricominciare per costruire la comunicazione politica, ma anche il sistema di fare informazione. Significa innescare nelle persone dei bisogni e dare risposte a quei bisogni. Facciamo alcuni esempi. Il bisogno di sicurezza innescato da Salvini
è quello che permette di martellare su un elemento abbastanza forte, ovvero che anche il minimo furto, come nel caso di Berconi, diventa una serie di furti. Sembra che tutto il giorno ci siano dei furti, che ci sia un problema sicurezza. Io do la risposta a quel problema sicurezza, mi intesto a quella battaglia politica e ne divento il difensore. Questo mi permette sicuramente di creare consenso, ma lasciamo a parte l'esempio di Salvini, di cui abbiamo già visto la forza. Era quello che ha fatto Bush in maniera molto più scientifica per giustificare la guerra in Iraq. E per mesi ha martellato il popolo americano con servizi televisivi sulle armi chimiche. Ha giustificato una guerra, le armi chimiche ad oggi non sono mai state trovate. Naturalmente ha innescato un bisogno, che era quello di difendersi da queste famose armi chimiche, e ne ha dato la risposta, che è la guerra. Non ha inventato nulla, perché era Nixon che diceva che il popolo reagisce alla paura e non all'amore. Perché? Perché la paura crea in noi un moto, naturalmente, che ci chiama all'azione e giustifica determinate scelte. Tornando però all'aspetto più vicino alle fake news, quello che mi interessa particolarmente sottolineare è la forza di un fenomeno di cui non abbiamo ancora gli antidoti. E qui, come dicevo prima, non è questione di algoritmo. Non è che Facebook, Twitter, Instagram ci possono dare, o dei siti internet ci possono dare degli strumenti per difenderci. Serve anche un salto culturale. Sicuramente le serate come quelle di stasera sono uno strumento efficace. Perché? Perché quando succede qualcosa di grave è necessario fare un salto culturale. Io non so se sia per fortuna o per sfortuna, mi sono però confrontato nel corso del mio vissuto lavorativo con le fake news. Ho avuto il privilegio e la fortuna di fare per 10 anni l'addetto stampa del presidente della regione e in 2 occasioni siamo stati vittima di una fake news. La prima, alluvione del 2010. C'era un sito che si chiamava Gazzetta Veneta che pubblica una notizia secondo cui nei giorni dell'alluvione il governatore era in un albergo con delle escort e naturalmente i giornali locali la riprendono. Da uomo della comunicazione, che gestisci una figura come quella del presidente appena eletto, naturalmente c'è evidente paura. Dato per scontato che mai nella sua squadra c'è stato il dubbio che quella notizia potesse essere fondata, però questo esempio racchiude tutto lo specchio delle fake news: un attacco alla persona, una notizia che invita al click, perché qui dentro tutti noi avremmo cliccato quel titolo, una notizia che da un media normale, dal web passa al cartaceo e poi successivamente alla televisione, che riguarda un personaggio pubblico che ha naturalmente forza di entrare nel dibattito di tutti e fortunatamente ancora i social all'epoca, nel 2010, non erano così prepotenti, come dire. L'effetto megafono c'era, ma non era così invadente. La nostra fortuna è stata che la polizia postale ha individuato in tempi rapidi il colpevole e la questura ha fatto una conferenza stampa che ha permesso di fugare ogni dubbio e di individuare il colpevole, o meglio l'innocenza del presidente. C'è un dato però, che per alcuni mesi però se tu mettevi Zaia su Google quella notizia rimane, e questo può capitare a naturalmente chiunque di noi, purtroppo, se è vittima di una fake news. E certamente tu puoi querelare, certamente poi lui ha dato in beneficenza i soldi che ne ha ricavato e via dicendo, però il rischio di un danno all'immagine è enorme.
come nel secondo caso, e ecco anche un altro effetto delle fake news, la superficialità. Nel secondo caso, ben più ristretto per fortuna, un medico di un'ASL del Veneto, mentre sta descrivendo su Facebook le sue attività del weekend, dicendo che è stata una festa in maschera e via dicendo, dice anche c'era anche Zaia e con tutti i suoi amici quella sera sniff sniff, mettendo la foto della cocaina. Anche in questo caso, naturalmente, non tutti potevano vedere, certamente, perché era un profilo privato, però essendo un dirigente di un'azienda sanitaria, più di qualche giornalista aveva accesso al suo profilo. Anche in questo caso, fortunatamente, o meglio, non c'è nessun dubbio sulla falsa notizia, però è stata poi aperta una procedura interna e tutto quello che volete. La risposta però, tra virgolette, dell'accusato è stata solo «stavo scherzando». Capite bene però quanto le fake news siano di facile creazione, e per questo dico che non è solo un aspetto di algoritmo, è anche un aspetto estremamente connesso ai filtri e alla cultura. Quando io facevo il liceo mi si diceva che la lettura di un quotidiano era la preghiera del mattino. Ho avuto la fortuna di frequentare una scuola dove ci facevano leggere i giornali alla mattina, dal Corriere della Sera alla Repubblica. E non lo dico perché qui c'è il mio preside in sala, ormai non riesco a portare a casa un 8 in più. Però questo lo considero una fortuna, perché su questo lo dico che ai miei studenti bisogna tornare a leggere i giornali, e questo è un altro tema. Oggi sono in crollo del 40% le vendite dei quotidiani. È vero che dicevo che la televisione resta per l'80% degli italiani uno strumento, però i giornali non lo sono più, e neanche quelli online. Pochissima gente guarda anche solo il Corriere.it. È vero un altro fenomeno, che è quello che io lo chiamo divano collettivo anche nel volume. Quando noi siamo davanti alla televisione, nel frattempo commentiamo quello che guardiamo sui social network. Questo accade sia mentre guardiamo X Factor, sia quando guardiamo un telegiornale. Se divano collettivo è un gergo comune, c'è Ilvo Diamanti che lo definisce il consumatore mediale ibrido, vuol dire che si informa prendendo pezzi da diversi media. Questo non significa però che questo sia un metodo corretto di informarsi. Oggi la dieta mediatica che noi abbiamo è abbastanza scarsa, perché non abbiamo quello che si chiamava filtro, come dicevo prima. Non è però solo colpa di chi legge, è anche e soprattutto colpa di chi fa informazione. Un difetto sicuramente del mondo dell'informazione di oggi è l'attenzione al gossip e al retroscena. Perché? Perché personalmente trovare a pagina 14 del Corriere della Sera l'intervista all'ultimo fidanzato di Belen non è una notizia che merita la pagina 14 del Corriere della Sera. Trovare comunque più volte tutti questi servizi sull'Isola dei Famosi, il Grande Fratello VIP e via dicendo, non è un aspetto che aiuta l'informazione. Questo perché vi sto dicendo questo, non per, cavalcare l'onda del facile moralismo, ma perché questo porta alla creazione di un humus culturale dove gli stereotipi che si formano non sono quelli corretti, dove gli strumenti di analisi non sono più quelli corretti, perché la nostra soglia di attenzione è bassa, perché un giovane su 10 legge i quotidiani. Perché? Perché naturalmente non si ritrova più in quello che legge. E paradossalmente quelli che si salvano oggi, se immaginiamo un percorso in discesa nelle vendite dei giornali, quelli che si salvano sono i giornali locali. Perché? Perché raccontano storie.
Io spezzo una lancia a favore dei giornali locali, perché ad esempio, come hanno raccontato l'ultimo episodio di Maltempo nelle nostre montagne del Bellunese, è uno straordinario esempio di giornalismo, perché dare alle persone quel tipo di analisi delle realtà aiuta a scavalcare le fake news. Attenzione che nemmeno in questo caso siamo immuni, perché purtroppo ho fatto poco tempo fa un'intervista su Antenna 3 e si discuteva proprio di fake news. Su 10 notizie che arrivavano in redazione in un giorno, 8 erano fake news. Nel senso che c'era chi si inventava di essere un donatore, chi si inventava di aver salvato 3 persone, chi si è inventato che la Caritas faceva pagare per spostare gli alberi dalla strada. Quindi capite bene che questo crea una sorta anche di allarmismo. C'è la paura delle fake news, perché c'è un paradigma che è l'asino di Lakoff, viene definito, che tu più parli di una cosa, più quella cosa ti sembrerà vera. Più dici che c'è un asino nel corridoio, se te lo dicono in 20 persone, tu pensi veramente che è un asino nel corridoio. Questo è successo soprattutto con l'incendio a Noventa, nell'outlet che molte persone frequentano. Il giornalista diceva che hanno aspettato 2 ore prima di dare la notizia perché avevano il terrore che fosse una fake news. Perché naturalmente una volta che tu dai la notizia, questo può creare anche del panico, perché se c'è della gente che lavora dentro il centro commerciale, si crea allarmismo e preoccupazione. Però c'è un terrore così alto anche nei media oggi di dare le notizie, perché si ha l'enorme paura di cadere nelle fake news. Questo perché adesso si cominciano a formare degli anticorpi, perché negli anni scorsi purtroppo i giornali, da Repubblica a Corriere per esempio, hanno pubblicato la notizia che un gruppo di vacanzieri in Francia ha cenato sotto la Gioconda. Tutti i giornali hanno scritto bellissima cena sotto la Gioconda, sfregio al mondo dell'arte. Naturalmente non era vero nulla. Molte volte i bagni nella fontana di Trevi o l'aver colorato la fontana di Trevi è una fake news. Su 10 volte che vediamo quella notizia sarà vera una. I maiali della spazzatura di Roma certamente 2 volte possono essere veri, nella maggior parte dei casi sono notizie false. Quindi su questi aspetti bisogna fare estrema attenzione, e si sta creando una paura. Però l'unica cosa di cui di avere paura è la paura, diceva Roosevelt quando è stato attaccato Pearl Harbor, perché l'informazione non deve avere paura di fare informazione, deve però darsi gli strumenti per fare una corretta informazione. Nel mondo anglosassone ci sono esempi di una buona informazione anche a pagamento. Oggi noi siamo abituati che accediamo ad alcune pagine, per fortuna Corriere e Repubblica cominciano a mettere una sorta di obolo per la lettura degli articoli, però quell'articolo è ben costruito, perché chi scrive quell'articolo oggi è ben pagato. Purtroppo anche nei nostri territori questo spesso non accade, ma partendo per questa direttrice aprirei una discussione inutile. Quindi certamente una buona informazione, che secondo me è possibile, è il primo antidoto. L'altro antidoto più tecnico è quello che abbiamo visto con gli esempi su Zaia, ma che è un controflusso di informazioni. Cosa vuol dire un controflusso di informazioni? Che la fake news esiste e c'è. E prendiamo un esempio, e spero di non trovare qui dei pro-vax. Sui vaccini è stata fatta una fortissima campagna di fake news. La medicina è la medicina, la scienza è la scienza. E io non mi vergogno di chiamarli santoni, che si sono creati con delle teorie sbilenche sui vaccini e sono finiti
nelle pagine dei giornali e addirittura chiedono 500 euro per assistere alle proprie conferenze. Gente magari laureata in dietologia. A me non interessa questo, come non mi interessa l'obbligatorietà dei vaccini. Mi interessa dirvi però che l'Ordine Nazionale dei Medici, per cercare di contrastare questo fenomeno, inizialmente naturalmente la cosa più facile da dire sono dei ciarlatani. Questo alla gente non arriva. Perché? Perché se tu apri una pagina social è più facile trovare qualcuno che sostiene i Novax, perché io non le definisco comunità, non le definisco tribù, le definisco nel libro anche dei fanatici, che è diverso. Perché il marketing tribale o la tribù è quella che si forma intorno a un leader politico. Una comunità è quella che si forma intorno al suo sindaco. Un gruppo di fanatici è quella che si forma intorno a un fanatico, che fonda le sue idee non sulle argomentazioni, ma su una credenza data per scontata con argomentazioni false. La campagna dei medici, fatta sia online che in 32 città capoluogo, con una campagna molto aggressiva, dagli slogan forti, dicendo mia moglie era curata con una dieta di uova, è morta comunque di tumore, perché poi si è diffusa anche questa teoria che con una dieta particolare ci si può salvare dal tumore, e i medici hanno avuto il coraggio di fare una determinata campagna. Naturalmente si è riuscito a creare un controflusso di informazione che è andato sui giornali, è andato sulle riviste specializzate ed è riuscito in qualche modo a contrastare questo fenomeno. Quindi il controflusso sicuramente è un aspetto da mettere in evidenza. L'altro aspetto per sconfiggere le fake news si chiama fact-checking, che non è altro che il controllo delle fonti. Ed è per questo che vi dicevo serve un salto culturale, perché sui social le fonti non sono controllate, non esiste. Io posso scrivere qualunque cosa, io posso scrivere Di Maio è un ladro. Se ho tanti follower, naturalmente, questo non viene controllato, però io riesco a far diventare quella notizia virale. Se naturalmente le fonti fossero controllate, come accade spesso nei giornali, ed oggi si sta tornando a questo, e mi piace sempre citare su questo il Washington Post, che ha preso qualche abbaglio anche su Trump e anche su Obama per le fake news, ha assunto 12 persone come negli anni 70 per controllare gli articoli. Il Washington Post è uno di quei giornali che negli anni 70 aveva i semplici correttori di bozze che controllavano le notizie scritte anche nei corsivi. Un premio Nobel alla letteratura che faceva la recensione di un libro, siccome era un suo rivale, quello che ha vinto, quello per cui stava scrivendo la recensione, voleva sminuire un po' il valore del volume. Si dice il peccato, non il peccatore, visto anche l'ambiente, quindi non citerò i due letterati. Il giovane che ha controllato le fonti aveva sieno 23-24 anni, premio Nobel 70, gli ha detto: lei nel suo articolo inserisce notizie false. Il giornale ha dato ragione al correttore di bozze. Quel premio Nobel non ha più scritto nel Washington Post. Questo significa controllare le fonti. Economicamente è complicato, sì, certo. Oggi però il Washington Post per seguire Trump ha assunto 20 persone. Perché? Perché Trump ha appeal, ma perché vuole essere estremamente certo che quello che scrive è corretto. E i dati di bilancio del 2018 gli danno ragione, perché quelle persone, in particolare persone under 30, non sono state licenziate ma sono rimaste al loro posto. Questo purtroppo in Italia ancora non accade, ma è un salto di qualità che si deve e si dovrà fare. Un altro antidoto alle fake news è sicuramente quello di prestare attenzione, o meglio, ed è sempre da parte dell'informazione, per una volta l'informazione si deve dedicare alle good news, alle buone notizie, non alle bad news. Perché? Perché fa più notizia l'esponente di un clan che uccide 20 persone,
che è il suo arresto, perché in determinati format abbiamo cominciato ad esaltare anche queste figure del mondo criminale, faccio riferimento serenamente alle fiction, e abbiamo costruito uno stereotipo per tutti i Gomorra, per cui ci siamo dimenticati che 2 personaggi principali sono i delinquenti, e questo vale anche per la banda della Magliana. Questo è costruire fake news, perché nella mente di una fascia generazionale può creare una distorsione. Parlare di buone notizie, e ho qui un sindaco, e avendo lavorato per diversi sindaci, ce n'è uno anche in coda che mi fa, in fondo sala, che mi fa piacere davvero vedere, con cui abbiamo fatto anche delle splendide operazioni di comunicazione. Per un sindaco credo che, e lo dico perché l'ho testato facendo, come ho detto, il portavoce, è molto più difficile trasmettere una buona notizia che rispondere a una critica. La maggior parte del loro tempo lo spendono a difendersi dalle critiche a volte infondate. Perché? Perché il mondo dei media vive sulla polemica e non sulla notizia costruttiva. Questo non significa dare spazio o meno a maggioranza e opposizione, perché un sindaco è contento di veder leggere una notizia dell'opposizione che magari dà anche un'idea costruttiva. Oggi invece la bad news fa sempre notizia, quindi se dicono il sindaco è un delinquente perché ha fatto una variante urbanistica che fa i suoi interessi, quella troverà sicuramente la prima pagina. Se il sindaco pianta 30 alberi, quella non viene neanche pubblicata. Quindi questo è un salto di qualità che deve fare soprattutto il mondo dell'informazione. Non voglio annoiarvi per molto altro tempo, ci tengo però a chiudere, prima di dare in parte spazio alle domande, con 2 aspetti che riguardano anche l'aspetto più personale. Mi sono seduto qui perché volevo abbandonare ogni tipo di barriera nei vostri confronti, perché poi, come vi ho detto, è una chiacchierata. Lavorare per la politica oggi è complicato. È una fake news che lavorare per la politica non sia bello. Che tu stia da una parte o dall'altra, credo sia di una delle cose più belle che una persona possa fare, impegnarsi, lavorare nella comunicazione, andare a prendere volantini. Perché dobbiamo ritrovare il senso di essere orgogliosi nel fare politica. Questa è una strada per sconfiggere le fake news. Come dicevo, ho fatto una campagna elettorale lo scorso anno, abbastanza importante, non mi voglio neanche di dirlo. Dopo 10 anni che lavoravo per il presidente, ho deciso di costruire la campagna elettorale di Giovanni Manildo. Non è andata particolarmente bene, come dire, però non si può giocare sempre col Barcellona, ogni tanto bisogna giocare anche con quelli meno forti, perché quando lavori per Zaia hai Messi e quindi tu gli passi il pallone, più o meno lui ti porta al 60% dei consensi e tu poi vivi anche di riflesso di grande comunicatore. È stata però, mi dispiace che non ci sia in sala chi faceva il mio lavoro per l'altro candidato che ha vinto, è stata una campagna elettorale senza fake news, perché con pochi attacchi reciproci, se non quelli che fa parte della regola del gioco, e ho trovato che dal punto di vista professionale sia stata una delle campagne elettorali più belle che ho fatto. Perché? Perché fare una campagna da governatore è una cosa, è molto alta e sconzare sei in un uragano, perché a volte io ho fatto anche giornate elettorali in cui facevo 16 comunicati che per chi è del mestiere c'è chi li fa in un anno, cioè Gonzai ne fa in un giorno. In quella campagna era diversa, la dimensione di sindaco è diretta col cittadino e non ci sono state fake news. Non ci sono stati attacchi o falsità sull'altro candidato e quindi, nonostante la sconfitta, questo è il ricordo che conservo di quella campagna elettorale. E per questo ho capito, e mi riallaccio al concetto che ho detto all'inizio, non mi piace tanto parlare di populismo e mi piace di parlare di persone, perché ed è la dottrina sociale il luogo, la piattaforma giusta in cui dirlo. Le persone devono tornare al centro, sia per i giornali, sia
per chi scrive sui social network. Non dimentichiamoci mai che quando accusiamo un'altra persona con una fake news, perché dire a una persona che è un ladro non è solo un'offesa, se non è vero è una fake news. Noi non rispettiamo una persona, non un profilo social, noi non rispettiamo una persona. E per questo faccio mie le parole di Papa Francesco, che dice: rimettiamo al centro le persone, perché in questo modo abbandoneremo la via della falsità per quella della verità. Grazie a tutti. Sì, grazie per tutto quello che ci ha detto. Adesso io passerei la parola magari a qualcuno del pubblico se ha delle curiosità, delle domande da porre, magari passiamo in sala a chiedere. Ne abbiamo vista una a metà della sala a sinistra. Ok, allora mi ricollego a quanto ha già citato questa sera parlando di quanto è importante l'aspetto culturale per difendersi delle fake news. Le faccio questa domanda perché insegnando in una scuola professionale di fatto prevalentemente mi rendo conto che in realtà le capacità di difendersi dei ragazzi oggi sono forse un po' più basse rispetto a qualche anno fa. Non per scoraggiare, diciamo, il futuro, perché i ragazzi sono anche in grado poi di trovare altre risorse che per noi che non siamo nativi digitali, parlo quelli della mia età, probabilmente in su, sono sconosciuti ancora oggi, mentre possono essere conosciuti dai ragazzi. Però è vero, molto vero, che soprattutto certi ragazzi si fermano solamente alla prima cosa che vedono, cioè appunto il titolo, che è uno dei problemi che hai detto prima, e che poi ingigantisce questo problema delle fake news. Quindi che cosa possiamo fare come educatori per dare una mano ai ragazzi a svegliarsi fuori sostanzialmente? Perché questo è un problema che abbiamo tutti, da noi insegnanti, ai genitori, anche chi è un po' più anziano, semplicemente anche per imparare noi, prima di tutto, a difenderci, naturalmente, e poi come però appunto stimolare nei ragazzi che vediamo in difficoltà perché cadono come polli, perché il problema dei Novax che hai citato prima si può rivedere in tantissime altre cose, nei terapiatisti, in quelli che pensano, che ne so, che gli UFO siano atterrati fuori da casa nostra 30 minuti fa e cose di questo tipo. Una. E secondo, è una domanda un po' probabilmente più critica, è chi può avere interessi a mettere in giro le fake news? Perché io ho l'impressione che se, non vogliamo parlare di populismo, però c'è chi ha degli interessi a mettere in giro perché sa che questo può modificare la percezione che il popolo, quale popolo, però ha della notizia. Grazie. Adesso funziona. Partiamo dalla cosa sicuramente più bella, i tuoi ragazzi. Immagino il livello di difficoltà, anche se siamo su fasce generazionali diverse, è la difficoltà che riscontro anch'io, perché nonostante siano studenti universitari, offrirgli degli strumenti, in questo caso un po' più alti per formarsi, è estremamente complicato. Partiamo da un dato che ci può aiutare. Facebook è in calo e soprattutto, come accade sempre, le nuove generazioni non fanno quelle che fanno le generazioni precedenti, quindi è vero che c'è una fuga da Facebook. Io credo però che i detrattori, ovvero quelli che dicono che Facebook morirà, è falso. Ormai è una piattaforma che esiste, così popolare, che difficilmente riusciremo ad abbandonarla. Sicuramente insisti che resisti, cioè bisogna insistere nel fare formazione, nel sforzarli, come ti dicevo prima, a leggere i giornali, e oggi ci sono quei corsi di media educational. In questo però c'è uno spartiacque. I santoni, li chiamo io i premi Nobel,
ovvero come quelli che si inventano influencer sono quelli che si inventano competenti di media educational. Se tu hai 100.000 follower non sei esperto di media educational, tu sei uno che gioca con i social. Oggi quel gioco per alcuni diventa un lavoro, perché ho fatto con un ragazzo una tesi poco tempo fa e c'è un ragazzo coreano che testa i videogiochi e prende di media 40.000 euro al mese. Tu genitore cosa fai? Gli dici no, non fare più questo mestiere, sapendo che è una fonte di reddito. Quello che mi spaventa di più è che c'è un canale digitale terrestre che lo riprende tutto il giorno mentre lui gioca ai videogiochi. Un paradosso che mi spaventa ancora di più, però poi torno alla tua domanda, è che chi gioca ai videogiochi parteciperà alle Olimpiadi. Questo per me è la fine dello sport. Al di là di questo aspetto, che però fa parte di un dipinto dell'universo giovanile, come in tutte le cose bisogna avere uno sguardo lungo e non guardare il dito ma la luna, come diceva qualcuno. Quindi dobbiamo sforzarci di continuare di fare un percorso. Io sono convinto che ci sia una sfumatura delle fake news che si chiama cyberbullismo, che vuol dire prendere in giro un compagno con epiteti falsi, perché poi le fake news non sono solo dire l'immigrazione è X, l'immigrazione è Y, il clandestino è X, il clandestino è Y, perché come una delle maggiori fake news è stata il fatto che un clandestino trovato in treno e una persona ha messo la foto di quel clandestino in treno con vicino al controllore, tutti pensavano che avesse preso una multa, il solito immigrato che non paga il biglietto. Stava semplicemente chiedendo al controllore qual era la sua carrozza. E lo stesso vale per un ragazzino a cui tutto il giorno dicono sei grasso. Quella è una fake news, ma quel ragazzo rischia di pagare le conseguenze di questa fake news per molto tempo. Poi, come dici tu, ci sono delle autodifese, però le autodifese non bastano. Quindi per questo insisto sui progetti di media education anche nelle scuole. Lo so che sembra un luogo comune, però io non credo che la vittoria a questo fenomeno sia un algoritmo. Io credo che la vittoria sia un aspetto culturale, di sistema. Non ho niente contro Barbara D'Urso, ma la TV del dolore basta. Perché quello è un humus culturale di cui parlavamo prima. Io sono cresciuto a Holly e Benji, Bim Bum Bam, i Puffi. Oggi, e non voglio banalizzare, questo per me è un discorso estremamente serio, oggi si cresce a Uomini e Donne, Beautiful e l'Isola dei Famosi. Sono due contenitori valoriali e identitari diversi. C'è uno sfarinamento civico oggi enorme. Un dato su tutti, che il 3% degli under 18 partecipa alla politica. Nessuno. Se riusciremo con l'università, vogliamo avviare una ricerca su come coinvolgere gli strumenti con cui coinvolgere i giovani nella politica. Perché vi ho detto prima che il 65% degli anziani condivide fake news? Perché la politica non arriva ai giovani neanche più con i social network. I sedicenni, a parte i rari casi, non guardano i leader politici sui social, vanno a guardare le compagne di classe su Instagram probabilmente, o su un altro strumento che è WhatsApp. Sono d'accordo con te, saltando a pie pari e arrivando sull'aspetto opinione pubblica, populismo, sovranismo. Ci sono delle teorie che ci dicono che alcuni paesi, ma senza lasciare un non detto della polvere sotto il tappeto, la Russia magari spinge per determinate politiche, perché gli fa comodo avere un'Europa populista o sovranista piuttosto che un'Europa con un forte asse con gli Stati Uniti o un'Europa meno forte. Dico che qui entriamo in un campo estremamente delicato. Il nostro paese, con i suoi 1000 difetti, non è arrivato secondo me a questa frontiera.
anche per un aspetto molto semplice: non abbiamo le infrastrutture tecnologiche, preferiamo guardare Barbara D'Urso piuttosto che la politica, abbiamo, e lo dice una recente ricerca di Demos di Ilvo Diamanti, un nuovo sentimento che va oltre quello che dici tu, cioè di questi influssi negativi dei paesi esterni. Oggi lo stereotipo italiani brava gente non esiste più. Siamo passati a una logica che alcuni sociologi, che non mi trovano d'accordo, però ripeto, porto, anche se oggi non va di moda, rispetto alle persone competenti, quindi era definita rancore, oggi viene definito con un neologismo, alla stregua di Yeşil Cane, cattivismo. C'è una cattiveria, ma non solo nei confronti dell'immigrato, sarebbe troppo facile citare questo esempio. Io ho riscontrato negli ultimi anni una cattiveria di fronte anche ai politici e alla politica, di destra, di sinistra, di centro, di qualsiasi tipo di forma. C'è una cattiveria per anni anche nel divario, nella contrapposizione nord-sud. Quindi io credo che in questo momento, e purtroppo non ho gli strumenti o è difficile individuarne i motivi, c'è un sentimento che si chiama cattivismo, che è difficile da estirpare ed è difficile dare risposte. Sicuramente però queste sale piene aiutano e sicuramente il dibattito può aiutare. Fughiamo ogni dubbio, però io difendo la politica, però è la politica che deve trovare le risposte, non il popolo, non la gente, non le persone, è la politica che deve trovare le risposte. Possiamo avere ancora qualche intervento o domanda o riflessione? L'importante è magari contenerci un po' in questi interventi per dare possibilità a tutti di esprimersi. Poi c'è anche il Vescovo qua davanti che si è prenotato. Buonasera a tutti, sono Andrea Piovesan. Chi è in sala tra i presenti mi conoscerà, frequento la scuola di formazione e impegno sociale e politico della diocesi da alcuni anni. Volevo fare una domanda al relatore. Noi abbiamo una tradizione storica come cattolici. Io ho fatto il catechismo nella chiesa dove c'è il ritratto del beato Giuseppe Toniolo a Treviso, chiesa di San Pio X. L'autore era Giovanni Barbisano. E il parroco di allora mi ha sempre proprio obbligato a studiare il pensiero e l'opera di Giuseppe Toniolo. Uno dei motivi per cui sono molto presente a questi incontri che hanno per oggetto la dottrina sociale della Chiesa. Il prossimo relatore che avrete, Paolo Pombeni, il 18 agosto dell'anno scorso ha partecipato a Pivetesino, ero presente, alla Lectio Magistralis dedicata ad Alcide De Gasperi. Io porto sempre l'esempio di Alcide perché a 25 anni fu nominato dal Vescovo di Trento direttore del settimanale della diocesi. E lui girava con la Rerum Novarum in tasca e incontrava le varie comunità valigiane. Perché a distanza di 100 anni, nonostante questa tradizione, non riusciamo, per esempio, ci rivolgiamo costantemente ai giovani. Io vedo d'estate i GRES sono molto frequentati i gruppi estivi. Però purtroppo, leggendo anche la cronaca, sono abbonato all'Azione, ma anche alla Vita del Popolo di Treviso, non c'è una differenza territoriale. Non riusciamo, fin da piccoli, a piccole dosi, aiutarli in una crescita civica. Noi ci rivolgiamo costantemente alla popolazione, però chi fa la selezione della classe politica? Noi oggi abbiamo una drammatica assenza della selezione, del reclutamento, perché una volta era l'azione cattolica, in particolare per la parte cattolica, non c'era la frammentazione in tanti movimenti che è succeduta successivamente e aveva la capacità di selezionare. È emerso anche quest'anno durante la scuola. Perché non riusciamo a fare questa adeguata formazione culturale e pre-politica? Toniolo diceva: i cattolici devono dimostrare che essi sono gli uomini non del passato ma dell'avvenire. Perché non riusciamo a guardare a medio-lungo termine e purtroppo abbiamo sempre queste povere riflessioni di
compassionevoli. Grazie per la risposta. Vorrei dirti grazie per la domanda, però non è semplice. Allora, in realtà la domanda è molto bella. Mi tocca da vicino perché ho avuto la fortuna di avere una famiglia, ma anche degli educatori, degli insegnanti che mi hanno spinto a studiare i classici. Per me i classici sono De Gasperi, sono Tognolo, sono Einaudi, sono Enrico Berlinguer, sono Aldo Moro, sono le convergenze parallele, sono questo è il mio posto, questa è la mia gente, che diceva Enrico Berlinguer quando andava alle feste dell'unità. Oggi però i grandi classici non vanno di moda. Oggi va di moda la Ferragni, va di moda Fedez, va di moda, come dicevo prima, la D'Urso, va di moda Belen. Però non banalizziamo, vorrei avere una strada, vorrei avere un percorso, vorrei avere una soluzione, perché io per esempio in età giovanile ho fatto politica attiva, l'ho fatto un po' perché c'era qualche ragazza nel movimento che mi piaceva, l'ho fatto perché lo facevano i miei amici, l'ho fatto perché ci credevo. Oggi credo perché avevo dei valori, o comunque l'impegno civico era una di quelle cose che uno doveva fare. Era un imperativo categorico, non so se era un imperativo categorico, però eri spinto a... nella mia generazione chi non era nella sinistra giovanile era nell'associazione cattolica, chi non era nell'associazione cattolica era negli scout. È vero che c'era un senso di comunità in alcuni contenitori che era diverso. Oggi probabilmente credo che la risposta sia anche dal fatto che ci siano più contenitori e una vita molto più frenetica, con l'avere più opportunità purtroppo probabilmente crea anche una miopia nella visione del percorso. Oggi un giovane alle ore 2 a pianoforte, alle 3 al primo sport, alle 4 al secondo sport, alle 5 i compiti, alle 6 gli amichetti, alle 7 la pizza con i cugini. Se ha bisogno di fare impegno civico è più complicato. Credo che sia una densità di impegni, una velocità del vissuto quotidiano e mi dispiace dirlo, ma io ho anche la fortuna e l'orgoglio di essere padre da poco, credo anche il fattore tempo. Il fattore tempo perché io sono stato spinto a fare determinate cose e i miei genitori mi portavano a fare determinate cose, mi caricavano in macchina, mi portavano. Oggi ho quindi l'impressione che a volte il caricare in macchina sia, e magari ne sarò anch'io in un futuro prossimo, il non. Credo però che c'è una soluzione. Ci sono dei personaggi che vanno di moda e quindi se Einaudi e De Gasperi andavano di moda, è nostro compito dare una luce giusta a determinati personaggi. Perché? Perché è vero che non c'è solo Gomorra. Una serie che ha funzionato molto è 1994. Ha riacceso in alcuni giovani l'interesse per quell'epoca. Era romanzata, sì certo. Era resa un po' in maniera troppo pittoresca, sì certo. Però almeno abbiamo aperto dei canali per far conoscere ai giovani un pezzo fondamentale della storia di questo paese che è Tangentopoli. Se questo è il format, se questa è la forma, investiamo su questo tipo di forma. Perché? Perché quando io ero giovane Che Guevara era un'icona. Perché? E lo dico perché ho lavorato perché Zaia non può essere un'icona che fra qualche anno si studia. Perché non diamo il modo giusto di studiare De Gasperi? Io ho studiato De Gasperi perché ho letto in realtà una frase satirica, che De Gasperi e Andreotti andavano messi insieme e De Gasperi pregava, Andreotti parlava col prete. Perché il sacrestano porta voti e Dio ancora non si sa. Però detto questo, per esempio è una cosa che mi ha creato curiosità, però dobbiamo creare delle icone nuove o utilizzare pezzi della storia rendendoli icone. Non so se sia la forma giusta, però dobbiamo oggi, se prendiamo un sedicenne
e fa politica, il resto della classe lo prende in giro, perché fai qualcosa di vecchio, che non va di moda, che a Fedez non piace, che la sera non sei nella fascia post TG e quindi sicuramente non faranno un servizio su quello che fai tu. Dobbiamo ricaricare d'appeal questo tipo di cose. Lo so che è leggero come ragionamento, però non dobbiamo sempre pensare che per caricare l'interesse delle cose servano volumi di storia. Possono esserci dei trucchetti, o meglio dei percorsi per avvicinare le persone alla storia, e questo non è sicuramente semplice. Ecco, ma intanto grazie della relazione e della ricchezza così di esempi. La prima cosa che mi viene in mente è che la più antica fake news della storia è quella che è descritta in Genesi 3, quando il serpente dice ad Adamo ed Eva: è vero che il Signore vi ha proibito di mangiare? No, dice no, ma guardate che lo ha fatto perché vuole imbrogliarvi. Ecco, tanto per dire come sembra quasi che fisiologicamente l'uomo possa essere vittima di fake news. Però una cosa che forse non è stata tanto toccata come aspetto della riflessione è che l'uomo non sempre, anzi direi non solo è vittima di fake news, perché può essere vittima di fake news, ma molto spesso è complice delle fake news. Anzi direi che le fake news esistono perché qualcuno vuole sentirsele dire. La Pasqua dell'anno scorso sono andato in una famiglia a cui sono molto legato, che non è formalmente leghista ma è abbastanza vicina a certe posizioni, e dico, tu che sostieni cose, hai visto la Boldrini? Cosa ha fatto la Boldrini? Sua sorella che a Vera guidava 100 eventi cooperative l'anno scorso, tanto che la Boldrini ha fatto denuncia, ma era una cosa folle. Questa persona era dispostissima a credere, aveva bisogno di conferme della sua teoria e le fake news gli facevano comodo, e questo è l'aspetto più allarmante delle fake news. Non solo che ci siano, ma che fa comodo che ci siano, perché tu vuoi conferma della posizione che tu hai già dentro. La prova provata, un'altra fake news storica è quella dei protocolli dei Savi di Sion. I protocolli dei Savi di Sion è un falso storico dimostratissimo ancora nel 1900, perché era la fine dell'Ottocento, un falso che, per chi non ne sa cosa siano, è un'opera che diffonde questa convinzione: c'è una cricca di sionisti i quali dominano per schiavizzare il mondo intero. A distanza di 120 anni, moltissimi credono ancora e sono convinti che i protocolli di Savi di Sion dicano esattamente la verità. Ora, contro questo non c'è, perché non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere, e viceversa, non c'è maggior convinzione, non c'è maggior menzogna da estirpare, peggior menzogna da estirpare di chi ha bisogno di quella menzogna. E quindi, ecco, secondo me l'aspetto più preoccupante è proprio questo. L'aspetto è la complicità che è presente in noi, in tutti, perché non basta la conoscenza. Tutto quello che hai detto va bene, ma non basta. Perché io non mi ritengo uno sprovveduto, non mi ritengo un in malafede, però se io sento dire una notizia su uno che mi è poco simpatico, sono molto più propenso a crederla di quando sento una notizia di uno che mi è simpatico, per fare dire proprio. Ma questo credo che è per tutti. Allora il problema diventa non solo di tecnica, ma diventa di conversione. Diventa di conversione, perché qui noi siamo animati molto spesso, sarà tipo da una partigianeria
che ci induce ad essere partigiani, ad essere quindi falsi. E questa è la cosa più preoccupante. Quindi non basta dire inculpare qualcuno, forse bisogna che ci mettiamo in questione anche noi, perché noi spesso siamo complici di queste fake news. Se non lo fossimo, probabilmente le fake news sarebbero molto meno. Sì, sono perfettamente d'accordo su questo, perché anche se utilizziamo uno slogan già sentito molte volte, le fake news camminano sulle gambe degli uomini, e questa è la verità. È difficile contrastare questo fenomeno perché tutti siamo un po' tifosi. Sì, la consapevolezza sicuramente è un elemento centrale. Io per esempio non dimenticherò mai la storia che cito spesso nelle mie relazioni di una persona che si chiama Alessandro Proto, ai più sconosciuto. A me ci capita sempre con lo staff del presidente di leggere sui giornali un immobiliarista che ci dice: ho venduto una villa sul Garda a Verona ad Angelina Jolie e Brad Pitt. La notizia sicuramente subito, perché sei propenso e dici se è vera la cavalco, comunque vediamo cosa succede. Risaliamo al numero dell'immobiliare, suona vuoto, chiediamo ai nostri contatti, ci dicono: guarda, l'immobiliare di Alessandro Proto si vede che non è in ufficio. Passa un po' di tempo, abbandoniamo la notizia perché non verificata. Un giorno apro il Foglio e vedo a tutte pagine la foto di questo Alessandro Proto, che nell'ordine aveva dichiarato che stava scalando RCS, mandando un messaggino a tutti i giornalisti economici. Il giorno dopo tutti i giornali economici, dal Sole 24 Ore a Milano e Finanza, titolano: Alessandro Proto, il giovane rampante della borghesia milanese pronto a scalare RCS. Il giorno dopo pronto a entrare in Generali, e ancora la stessa cosa. Il fattore vendita della villa Brad Pitt e Angelina Jolie trova spazio. Alessandro Proto, grande finanziere, fonda un fondo di investimento che rilancerà molte imprese, da Ferrero a Barilla. Trova notizie. Dopo 2-3 mesi arrestato per bancarotta fraudolenta. Tutte queste notizie erano fake news. Nel colloquio in carcere col suo avvocato si fa dare il telefonino. Prima di finire in carcere ho avuto una notte di passione con Elisabetta Canalis. Su Panorama la notizia venne riportata, anche quella naturalmente smentita e querelata, per dire che la gente abbocca a quello che vuole farsi sentire dire. Sicuramente un giornalista che si fa dire sto scalando il Corriere della Sera è una notizia che ha appeal. Questo succede in grande su un'operazione macro, come il Corriere della Sera, Elisabetta Canalis via dicendo, e micro magari nel nostro microcosmo. Se possiamo, e se una notizia è carica d'appeal e critica una persona che per noi per 1000 motivi ci è invisa, non ci sta simpatica, è il vicino di casa di cui siamo invidiosi, naturalmente per noi può diventare vera. Questo però serve consapevolezza, ci sono pochi sicuramente strumenti per contrastarla. Credo che però secondo me la critica o l'invidia o il non cadere in determinate notizie diventa non grave quando non è virale. Secondo me, a quello che dice lei, giustamente, c'è un fattore esponenziale che si chiama viralità. Perché? Perché se io parlo male del vescovo, il mio vicino di casa, è sbagliato, non si deve fare, ma rimane nel perimetro. Se io scrivo il vescovo ospita in chiesa 20 migranti o li metti in un hotel 5 stelle e non aiuta i poveri del paese, scommettiamo che il giorno dopo sono pronti articoli di giornale, televisioni, e non immagino cosa scrivono sul suo profilo. Purtroppo oggi abbiamo degli strumenti che abbattono i confini spazio-temporali e fanno esplodere le notizie. Non so se c'è anche qualche altro intervento, c'è una mano alzata lì.
i giovani abbandonano il campo, ma avremmo potuto intervistare anche loro un po' questa sera. Vi aspettiamo adesso, suggerisce Katia. Raffaele Marcon. Provo a fare una domanda allo scienziato della comunicazione. Da qualche minuto si è conclusa una votazione online che decide di una vicenda sicuramente molto delicata, e chi vota non ha neanche letto il contenuto di questa vicenda, e chi ha fatto votare, io la penso così, dopo ognuno è libero di pensarla come vuole, ha abdicato al suo mandato di decidere, di prendere una decisione, e dice: scarico il barile sulla rete e faccio così. Allora la domanda non riguarda il caso in questione, però era un esempio per dire come facciamo nel prossimo futuro, cioè c'è spazio perché la gente si ritrovi, questo lo chiedo a lei come previsore, visto che fa questo mestiere qua, c'è spazio perché la gente si ritrovi a parlare delle cose e a discutere pure da posizioni diverse, chi di destra, di sinistra, di centro, è ispirato a esperienze, come dire, anche politiche e sociali, culturali, religiose diverse. C'è spazio per questa cosa qua, o saremmo sorpassati da dei click che decidono se si debbano fare o non si debbano fare delle cose? Allora, mi è incuriosito perché vorrei sapere com'è andato l'esito della votazione, anche se scommetto. Io ieri sera ho scommesso con un amico del mio stesso mestiere che vincerà la non autorizzazione a procedere. Cioè, avrei scommesso che, detto questo, al di là dello scherzo, secondo me i click non vinceranno mai sulla politica. Io sono uno anche in cui, che questo però è un'opinione personale, credo anche poco nei referendum, non come strumento partecipativo, ma perché la nostra democrazia è rappresentativa. Io eleggo un politico a rappresentarmi, quindi lui deve rappresentarmi, decide per me, che io sia poi d'accordo o meno, io voto perché lui decida per me. Credo, e ho fatto qualche tempo fa un'intervista su Italia Oggi, sui 5 Stelle e sul loro crollo dei consensi, che questa sia una risposta. L'uno vale uno si sta dimostrando, in realtà il Di Maio uno vale uno, Di Maio vale 100 sostanzialmente. Era come quando da piccolino giocavi con tuo fratello e lui: che pizza scegliamo? E il mio voto vale 4, il tuo 1. Quindi è questo il caso di Ciotti, in realtà è questo. Sicuramente le piattaforme tecnologiche e informatiche hanno dato uno strumento nuovo alla politica. Rousseau non è uno strumento di partecipazione alla politica. Su questo poi io sono convinto, anche da esperto della comunicazione, che il sistema legislativo normativo dovrà arrivare. Non è possibile che il partito di maggioranza del paese demandi le sue decisioni a una piattaforma informatica privata. Vorrei che qualcuno poi, se ci fossero giornalisti seri, andasse ad indagare su che azioni ha il figlio di Casaleggio, perché se magari, però qui non vorrei scivolare nella propaganda, avesse delle azioni in autostrada o dei suoi concorrenti e ha fatto attaccare i grillini autostrade per poi magari comprare le azioni a ribasso e le rivendere fra qualche mese che sono a rialzo, forse qualche domanda me la farei. Questo è il campo della propaganda, è un mio giudizio personale ed è un alibi del sospetto che non si dovrebbe fare. Però, tornando nel campo del tecnico della comunicazione, credo che ci vuole del tempo, e questo vale anche per la competenza. Sgombriamo il campo. Io credo che una parte della politica, dal PD a Forza Italia, per anni ha governato e ha sbagliato, e probabilmente se no non saremo dove siamo oggi, e anche nella comunicazione. Per me, e vengo un esempio attuale, Mahmood e la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo, al di là di come se la possa pensare, non è uno sgarbo a Salvini, non è... Io, se fossi un partito dell'opposizione, è un segnale
è un insegnamento enorme che hanno fatto l'opposizione, perché non significa aver capito che c'è una parte di immigrazione che dovevi valorizzare, Mahmood, invece sei sempre ricaduto in stereotipi completamente sbagliati. Perché queste sono le storie da raccontare, queste sono le good news magari da raccontare. E, come diceva prima il Signore, ci sono stati nel bando della nostra politica da destra a sinistra dei grandi politici e sicuramente non avevano Rousseau, sicuramente non avevano neanche Toninelli, ma è facile parlare sulla Croce Rossa. Io credo che questo tipo di forme di fare politica cederanno come cederanno i consensi. Mi spiego meglio. Ha funzionato finora nella narrazione di Di Maio e di 5 Stelle, l'1 vale 1, la democrazia diretta, la democrazia partecipativa, il fatto che i politici erano portavoce del popolo. Oggi gli stessi 5 Stelle, quindi non la Lega, non Salvini, non il PD, non Forza Italia, gli stessi 5 Stelle stanno demolendo quella narrazione. Perché? Perché l'1 vale 1 non vale più. Il giustizialismo forcaiolo, se cade anche il caso di Ciotti, cade anche il giustizialismo forcaiolo. Sicuramente cadrà forse anche il veto sulla TAV. E cade. La politica è fatta di simboli. E facendo cadere anche i simboli, cadranno anche i click. E quindi si stanno trasformando piano piano in un partito normale e demolendo quell'aspetto del click. Notizia recente è che Di Maio vuole far cadere uno dei dogmi dei 5 Stelle, ovvero la ricandidatura per 2 volte di seguito, quindi poter ricandidarsi per 3 volte. Si sta vociferando negli ambienti della politica e dei giornali che sia la prossima mossa. È un altro abbattimento di un simbolo dei 5 Stelle, a conferma che il click non vince. E poi va bene gli algoritmi, va bene il click, va bene i 5 Stelle, va bene Toninelli, ma bisogna avere comunque, continuare ad avere un'idea di politica che è alta. E di questo ci dobbiamo convincere, dobbiamo essere orgogliosi di chiamare politica quella politica che è una cosa bella. Giustamente politica, dal suo punto di vista tecnico, la Nutella sparata su Facebook, sì. Che messaggio dà? E il fatto di rivolgersi direttamente non sempre tramite Facebook o tramite nuovi social in cui c'è 1 a 1 come nelle manifestazioni oceaniche di antica memoria, per cui le strategie di manipolazione del consenso sono molto simili pur con strumenti diversi. Allora, la Nutella è un simbolo, però attenzione, Salvini è un altro che è per le opposizioni e anche in parte per i 5 Stelle l'asino di Lakoff. E Salvini posta quella foto perché aspetta esattamente che l'opposizione lo critichi. Detto questo, come le ho detto prima, io sono un estremo sostenitore della tecnicalità della comunicazione politica di Salvini e c'è un concetto che si chiama distanza. Quello è uno strumento usato da Salvini per accorciare la distanza tra sé e le persone. Non è manipolazione, non è neanche propaganda, perché se uno vota Salvini perché mangia la Nutella, francamente mi sembra un po' complicato. Attenzione, che in passato Massimo D'Alema disse non si toccano le feste dell'unità perché sono come la Nutella. Usato lo stesso simbolo in contesti diversi, in maniera sicuramente più raffinata, però nessuno ha banalizzato la Nutella e il popolo purtroppo del centro-sinistra considera quella dichiarazione di elite. Per me elite non è un termine peggiorativo, non è un termine denigratorio. Il concetto di elite diventa negativo quando tu costruisci una distanza tra te e le persone. Per questo citavo l'esempio di Mahmood. È l'esempio della distanza del PD che ha con le periferie. Oggi Salvini è estremamente vicino alle persone. Salvini risponde
mi creda, anche ai bisogni della sinistra. Oggi ci sono sindacalisti, operai, una borghesia media che vota sicuramente Salvini, e a merito. Perché, concludo il ragionamento, perché ha annullato la distanza tra sé e le persone. Questo è un suo merito, è un suo modo di fare la politica, è un modello. Io quel modello, dico, in questo momento è vincente. Renzi ha avuto il 40% perché aveva annullato una parte della distanza del PD dalle persone, aveva annullato la distanza che c'è tra la mia generazione e la politica e aveva dato un sogno a una generazione di quarantenni portandoli al potere, al governo, ed era un altro modello. Ha disintermediato, cioè ha cancellato una parte di barriere tra sé e l'elettorato, quello che fa Salvini in maniera diversa. Non sono così diverse le tecniche di comunicazione. Sono abbastanza d'accordo con lei, però la riflessione che mi viene è questa, cioè se questa è una tecnicalità, e io so, lei l'ha spiegato benissimo, che è una tecnicalità per ridurre la distanza, ma e so che è vincente non vuol dire che sia giusta, questa è un'altra cosa, perché non vuol dire che la cosa giusta non debba proporsi in forme vincenti anche dal punto di vista comunicativo, che non bisogna neanche essere cretini, però voglio dire, questa riduzione della distanza a cos'è funzionale? Perché a un certo punto io mi pongo il problema sull'obiettivo di fondo, perché prima questa riduzione della distanza era fatta giocata in termini territoriali, adesso è giocata in termini nazionali o europei. Ma qual è l'obiettivo? Quale popolo si vuole costruire? Da quale popolo, da che idea di popolo si parte e quale popolo si vuole costruire? Tanto più che durante le campagne, io non sono iscritto, premetto, non è mai stato nessun partito se non 30 anni fa e oltre. Mi interessa ragionare. La questione di questo avvicinamento che è, guarda caso, non so se sia una fake news di questi motori di ricerca che in certi momenti hanno sparato maggiori nuclei di fake news e basati in Russia. Non so se sia una fake news anche questa, io non ho gli strumenti per controllare, però diciamo così che con un po' di esperienza le cose mi puzzano, perché se leggo questa diminuzione della distanza in funzione di questo allargamento dello spazio e di questi aiutini che vengono, guarda caso, dall'esterno, a me, diciamo così, qualche dubbio mi viene sull'idea di popolo che ci serviva. Buonasera Stefano. Sì, ero stimolato dall'intervento del professore e sono d'accordo, cioè va benissimo tutto il ragionamento, sì, è stato chiaro, è stato molto, molto istruttivo questa sera, però non è una bestemmia ricordare che al di là dei meccanismi, comunicazione e tutto quello che si vuole, guarda caso la tipologia, i meccanismi psicologici, i meccanismi di salto appunto diretto all'interlocutore, alla massa eccetera, sono comuni a tutti i totalitarismi dell'epoca moderna, cioè non è che con questo si dice una bestemmia, penso, forse sì, forse me lo dirà lei. Dopodiché avevo piacere di non lasciar cadere la domanda che aveva fatto il signore prima, cioè se ci saranno posti, luoghi per tornare a parlare eccetera eccetera, no?
E lei giustamente, anch'io sono assolutamente d'accordo con lei, non credo alla democrazia diretta, non solo perché non ci si arriva, ma perché non è giusta. Perché democrazia diretta vorrebbe dire che tutti sono competenti di tutto, invece non è così. Bisogna tornare a ragionare in termini di rappresentanza, però guardando, insomma, elevando il livello della rappresentanza. Volevo segnalare, ma forse tolgo il lavoro a Don Andrea, lo anticipo, che in realtà qui dentro ci sono come dire, rappresentanti di alcune associazioni appunto della diocesi e non solo entro la diocesi, che stanno, oserei dire, lasciatemi passare le virgolette, stanno disperatamente tentando di proporre e come dire, organizzare una modalità per mettere insieme le persone e ragionare sul piano cosiddetto prepolitico. Quindi auspico che le persone concrete in carne ed ossa che sono anche qua magari tengano le orecchie, gli occhi aperti e se quando avranno notizia di come dire, incontri di un certo tipo magari ecco, partecipino e chissà che insomma non si torni a ragionare in maniera corretta, civile, come tutti qua auspichiamo. Grazie. Allora, sugli spazi insomma ho già risposto, però sono d'accordo che ci sia la necessità e le iniziative che voi fate sicuramente sono meritorie e sono, come ho già detto, gli spazi giusti perché non creano fanatici, non creano tifosi, ma creano comunità che discute intorno a un tema ed è, secondo me, quella vocazione civica che si deve riscoprire. Tornando su Salvini, che è un tema che mi affascina e su cui non mollo. Non dico Barcollo che non mollo perché sennò non funziona lo slogan. Non mollo perché la distanza è un tema, perché servirebbe una serata per discutere della comunicazione politica della Lega e di Salvini. Non sono un premio Nobel nell'analisi di questo tipo di comunicazione. Ho avuto il privilegio, come vi ho già detto, di lavorare in parte, anche se mai per il partito, ma per una figura come il Presidente nei suoi incarichi istituzionali, e ho conosciuto profondamente quel movimento e quel partito. Non c'è niente di Russia, non c'è niente di Putin, non c'è niente di niente, su questo ne sono certo. Sono d'accordo su quello che dice lei, che poi se dobbiamo analizzare la visione, l'immagine di popolo o di nazione che si dà, è corretto quello che dice lei. Neanche a me affascina la comunicazione di Salvini in determinati momenti. Da tecnico della comunicazione credo che in alcuni versi sia efficace, in altri sia eccessiva, in altri sia aggressiva. Le cose vanno sempre vissute nell'analisi con distacco. Oggi è difficile analizzarla perché ci siamo dentro, la storia poi ha bisogno di tempo e di bocce ferme per essere analizzata, quindi questo sicuramente è complicato fare i CT della nazionale. Credo però che in questo momento questa è la fotografia che abbiamo. Sicuramente che Salvini si è costruito un radicamento e un'immagine che è enorme, però io lo dico sempre, anche quando inizio delle campagne elettorali o quando comincio a collaborare per delle campagne elettorali, prendere i voti è estremamente complicato, quindi io ho sempre estremo rispetto di chi, anche come i 5 Stelle, sono riusciti ad accaparrare quell'enorme quantità di voti. Questo non significa che io pensi che sia giusto o sbagliato, che sia un'idea di paese corretta. Cerco di capire perché però hanno preso quell'enorme quantità di voti. Probabilmente interrogandoci tutti sul perché riusciremo a trovare, e ributtando questi perché all'interno degli spazi di discussione e di elaborazione, riusciremo magari a dare delle risposte diverse. La risposta però, credo anche, non per difendere Salvini, che bisogna però guardare la storia con uno spettro anche abbastanza ampio. Non c'è solo il fascismo a cui secondo me erroneamente si paragona Salvini, perché speriamo almeno su quello di avere gli antidoti e gli anticorpi. Credo però che non dobbiamo mai dimenticarci che siamo anche in un paese in cui il ministro della salute si faceva dare delle tangenti per comprare il sangue infetto, per esempio. Quindi bisogna stare attenti nel giudicare Salvini nella Nutella, bisogna pesare quello che fa
Salvini, bisogna pesare quello che comunica Salvini, bisogna anche dargli un peso specifico e non è tutta comunicazione. Non è tutta comunicazione, la politica in parte, chi ha detto cosa c'entra, significa che se assolviamo una parte della nostra storia dobbiamo anche accettare il modo di comunicare di Salvini. Nessuno dice che sia giusto o sbagliato, nessuno dice che ci debba piacere o meno, però non dimentichiamoci, sembra che Salvini adesso sia il male assoluto per una parte di questo paese. Io non credo che sia il male assoluto, io credo che sia una parte della politica che sta facendo il politico, che sta facendo un'offerta politica che piace. Mi piacerebbe, questo sì, che non giocasse a campo aperto, perché oggi la verità è che Salvini gioca a campo aperto. Mi piacerebbe essere in un paese in cui ci sia la voce della maggioranza e la voce dell'opposizione. Oggi mi sembra invece che ci sia solo un personaggio al centro e un tiro al bersaglio. Ed è questo, attenzione, un altro meccanismo su cui gioca. L'uno contro tutti è il suo schema fondamentale. E il trovare un nemico esterno a volte lo tira fuori anche dei guai. Bene, io direi possiamo fermarci qui per questa prima serata della settimana sociale. Ringrazio il professor Altinier. Lo ringrazio soprattutto per quanto ci ha detto. Lo ringrazio soprattutto per quanto ci ha detto da tecnico della comunicazione. Tento un pochettino di tirare le fila di quanto ci siamo detti stasera per poi rilanciare i prossimi appuntamenti della settimana sociale. Abbiamo un po' precisato stasera l'interrogativo di fondo della nostra settimana sociale: quale popolo? Stasera potremmo lasciarci con un'altra domanda: folla o popolo? Cioè siamo parte di una folla, di una massa che talvolta induce anche alla follia, oppure siamo persone in relazione dentro a un popolo che ha anche una razionalità e una responsabilità? In questo senso il professore stasera ci ha parlato della necessità di un salto culturale, ha indugiato molto su questo aspetto come necessario per recuperare quel passaggio da folla a popolo, in particolare su 3 direttive mi pare di poter segnalare: dall'emozione alla ragionevolezza, dalla superficialità alla responsabilità, dal gossip all'informazione. Non si è espresso proprio in questi termini, ma mi sembra andasse proprio in queste direzioni. Recuperare fondamentalmente in 2 direzioni un rapporto con il valore della parola, un rapporto di verità e un rapporto di etica. Si è parlato della necessità di più verità, sia dal punto di vista quantitativo, contro flusso di informazioni vere, contro le fake news, un di più di verità sotto il punto di vista qualitativo, il controllo delle fonti, un di più di etica, dare precedenza alle good news rispetto a una mentalità distruttiva. Proprio questo aspetto dell'etica è stato tirato in ballo anche da più interventi, non ultimo anche quello del Vescovo, che parlava di un peccato di fondo che ci portiamo dentro, per cui siamo tentati di dar peso di più alla denigrazione, al male dell'informazione e a una strumentalizzazione della parola che sia usata in senso offensivo e non costruttivo. E poi ci erano date, sia nella relazione di prima, sia anche negli interventi che sono succeduti qui in assemblea, alcune direttrici da recuperare per fare questo salto culturale di cui si parlava. Rimettere la persona al centro, si è insistito molto su questo aspetto qua, ma io aggiungerei anche se non è venuto fuori esplicitamente, però molti interventi andavano in questo senso, un orizzonte di bene comune da recuperare. In questo senso si parlava di uno sfarinamento civico con un disimpegno anche dei giovani in politica, e poi c'era anche tutto questo discorso dibattuto in ultima sul saltare dei corpi intermedi, per esempio, quindi la rappresentatività che questi corpi intermedi possono avere e quindi anche le competenze che possono esserci dentro queste mediazioni della politica, perché non ci sia soltanto un rapporto diretto leader folla più che leader popolo,
e può portare a una manipolazione del consenso, anche se dall'altra parte questo rapporto diretto che la comunicazione oggi permette è proprio ciò che rende più efficace la comunicazione politica all'interno di questo contesto nostro culturale. Rimettere la persona al centro vuol dire, veniva fuori sempre nell'intervento del professore prima, puntare sulla formazione, sulla capacità di ragionare, quindi formare anche a un senso critico, una capacità di ragionamento e un recuperare l'etica come recupero di quei valori fondamentali che lui citava riferendosi alla dottrina sociale della Chiesa. Dunque, concludendo, potremmo dire il compito che ci spetta come cristiani è quello di un uso della parola, siamo partiti parlando proprio di comunicazione, siamo cristiani che credono che il verbo di Dio si è fatto carne, la parola si è fatta storia, partire dalla parola nutrendola di carne, del vissuto, dei valori che ci caratterizzano come cristiani, perché la parola torni a essere non veicolo di contrapposizione, si parlava di cattivismo questa sera, ma torni a essere elemento che crea legami, che crea relazioni. Mi pare questo uno degli elementi che più di altri ci permette oggi di passare dalla folla a tornare a essere popolo, non nell'individualismo di monadi che vanno ciascuno per conto proprio, ma dentro un tessuto sociale che si costruisce in una relazione improntata al bene, dove si dà credito all'altro, dove la prima buona notizia, good news, sono proprio gli altri che condividono dei valori verso cui camminare insieme. Grazie del vostro intervento, della vostra partecipazione. Su questo passare da folla a popolo ci confronteremo anche giovedì 21 febbraio alle 20:30 all'Auditorium Toniolo di Conegliano, dove avremo ospiti Paolo Pombeni, professore all'Università di Bologna, e il dottor Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Modera la serata il nostro Don Alessio, direttore del settimanale L'Azione. Grazie a tutti e buon rientro.